Euroregione News. Sociale provinciale al comune. In occasione di un evento per festeggiare i 20 anni della Pannocchia, associazione che si occupa di persone meno fortunate a Codroipo, ho incontrato l'assessore provinciale alle politiche sociali di Udine, Elisa Asia Battaglia. Sono entrate in vigore le UTI, però ci sono ancora grossi punti di domanda. Io da assessore alle politiche sociali sono molto preoccupata per alcune competenze che appunto in base alla legge 29 che modifica il sistema delle autonomie locali passeranno ai comuni e alle cosiddette UTI. In particolar modo la legge 48 che va a tutelare, ad aiutare quelle associazioni che si occupano di disabilità è una competenza che dovrebbe passare ai comuni. Purtroppo noi in questo momento abbiamo aperto le domande di contributo per tutte le associazioni, ma non sapremo se ancora noi come provincia potremmo erogare questi fondi. Per cui abbiamo già chiesto un incontro anche all'assessore regionale per poter discutere del tema, perché ci sono molte preoccupazioni da parte delle associazioni. Diciamo che alcune associazioni che operano a livello provinciale hanno sede a Udine e sono la maggior parte, per cui la domanda che noi ci facciamo continuamente è questa: il comune di Udine dovrà finanziare tutte queste realtà che operano per un territorio, per tutta la provincia? Per cui attendiamo delle risposte in questo senso da parte della Regione, proprio per non creare dei servizi ai cittadini. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.